Nuove rivelazioni su appalti e mazzette, l'inchiesta cresce con nuovi indagati anche fuori la provincia di Agrigento, intervista a Franco Castaldo di Grandangolo che ha anticipato l'operazione condotta dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Operazione dei Carabinieri sui depuratori in provincia, su 53 impianti solo 17 sono efficienti. Mare Amico di Agrigento sollecita il sindaco per risolvere il problema dello sversamento delle fogne a San Leone. Controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine a Licata e in altri centri della provincia. Continuano gli appuntamenti della strada degli scrittori stasera, serata conclusiva della festa del viaggio presso l'atrio della prefettura di Agrigento. Ricordato con una cerimonia il parlamentare socialista Giacomo Matteotti a 140 anni dalla sua nascita. I vescovi siciliani dicono no al suicidio assistito. L'avvocato Giovanni Castronovo va alla Nissa, due società campane di calcio si uniscono, il tecnico dello Sciacca Calfano lascia la squadra. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi venerdì 30 maggio. Appalti e mazzette, nuove rivelazioni del giornale Grandangolo di Franco Castaldo, l'inchiesta cresce con nuovi indagati non solo in provincia di Agrigento dopo la denuncia fatta dall'imprenditore licatese denunciando il sistema di potere politico che privilegiava solo un gruppo ristretto di persone. Nuove rivelazioni del quotidiano Grandangolo sull'inchiesta tra appalti e mazzette che sta scuotendo l'intera isola e oggi il giornale di Franco Castaldo scrive: sindaci, consiglieri comunali, alti dirigenti pubblici, ufficiali e imprenditori non soltanto della provincia di Agrigento ma di mezza Sicilia, tutti indagati. Oltre ai 14 volti noti rivelati la scorsa settimana sempre da Grandangolo se ne aggiungono almeno un'altra ventina, per 10 di loro peraltro non meno di 20 giorni fa è stata richiesta un'ulteriore proroga di indagine di 6 mesi. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono le più disparate, dall'associazione a delinquere alla corruzione, ancora turbata libertà degli incanti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, concussione, inadempimento di contratti, frode nelle pubbliche forniture e tanto altro. L'inchiesta della Procura, guidata da Giovanni Di Leo, che ipotizza un vasto sistema di tangenti utilizzate per pilotare gli appalti pubblici, si allarga dunque a macchia d'olio. La notizia certamente, scrive sempre Franco Castaldo, non coglierà di sorpresa i più attenti a queste dinamiche, compreso chi è coinvolto, ma la portata dell'attività investigativa condotta dalla squadra mobile agli ordini del vicequestore Vincenzo Perta sembra andare ben oltre i confini territoriali dell'Agrigentino. Grandangolo ieri mattina ancora una volta in esclusiva ha rivelato la genesi delle indagini, le dichiarazioni di un imprenditore che ha raccontato l'esistenza di un gruppo di potere con coperture politiche di alto livello in grado di condizionare il libero mercato in favore di alcuni a scapito di altri. Fermo restando la presunzione di innocenza di tutte le persone coinvolte, almeno in questa fase dell'attività, la Procura di Agrigento si è attivata per cercare i doverosi riscontri alle dichiarazioni accusatorie. Dal centro di Licata, epicentro dell'intera inchiesta, si arriva diritti all'interno dei palazzi del potere dell'isola Cascata. Vengono intercettati tutti, ma proprio tutti, amministratori locali, politici, dirigenti, manager. I colloqui, gli incontri, anche quelli più riservati, vengono registrati. La Procura di Agrigento è pronta a fare la prossima mossa e Grandangolo conclude: la storia continua. Primo appuntamento ieri sera presso il Giardino del Vescovo organizzato dal Circolo della Stampa di Agrigento con il giornalista Franco Castaldo
che ha discusso con Dario Broccio e Gero Tedesco del suo ultimo libro Mafiare, un racconto degli ultimi anni sul fenomeno mafioso in provincia di Agrigento. È stata anche l'occasione per sentirlo sulle ultime vicende agrigentine, di cui Castaldo è stato il primo giornalista a diffondere la notizia dell'operazione condotta dalla Procura di Agrigento in collaborazione con la Questura sull'inchiesta Mazzette e Appalti. Franco Castaldo, oggi la presentazione del libro Mafiare, qui organizzato dall'Assostampa di Agrigento. Ecco, Mafiare, quali sono, diciamo, i racconti che tu scrivi in questo libro? Raccontiamo 50 anni di storia mafiosa della provincia di Agrigento, con il taglio dello storico, cioè senza inventarsi nulla, mettendo insieme tutti i fatti e tutte le epoche mafiose che hanno attraversato la provincia di Agrigento a partire dal processo e dall'operazione Santa Barbara fino ai nostri giorni. Un manuale che ho voluto fare per rendere testimonianza e memoria per le generazioni attuali e anche per quelle future, per vedere, capire e studiare cosa è avvenuto in questi 50 anni sul versante dell'associazione criminale Cosa Nostra. Gli episodi particolari quali sono? Beh, di episodi particolari ce ne sono tanti che vanno letti e soprattutto vanno studiati. Io non voglio anticipare nulla, però la lettura di questo libro potrebbe veramente essere utile per capire come abbiamo vissuto in questi ultimi 50 anni. C'è un filo conduttore con le cose che stanno succedendo adesso di Agrigento, che tu sei stato il primo giornalista che ha svelato le recenti operazioni fatte dalla Procura? Al momento connessioni ufficiali non ne ho trovate, ma questo non vuol dire che non ci siano, perché l'indagine è ancora in corso, non sappiamo quali sono gli altri coinvolti. A me stupirebbe non trovare personaggi di mafia, stupirebbe molto vista l'entità degli appalti che sono in discussione, l'entità dei soldi terribili che già cominciano a venire fuori, tant'è vero che la Procura di Agrigento ha già sequestrato oltre 200.000 euro di tangenti. Quindi c'è, diciamo, un filo conduttore che lega tutto questo al passato e a oggi? Secondo me, guarda, il filo conduttore ufficializzato non c'è al momento, ma secondo me non c'è appalto pubblico, non c'è rimessa pubblica di denari senza l'interesse da parte di Cosa Nostra o della STID. Anche tu oggi hai svelato le vere ragioni per cui è nata questa inchiesta. Un imprenditore di Licata sull'orlo del fallimento ha deciso di denunciare, sì. Un fatto che purtroppo attualmente è poco fatto da tanti imprenditori che nonostante questo sono vessati. Sì, è una storia emblematica che merita ogni approfondimento, perché chiama in causa amministratori pubblici, funzionari, quindi una vicenda molto molto grave. La Procura della Repubblica si sta muovendo con la cautela dovuta, ma senza nessun timore. La storia dell'imprenditore è la storia di centinaia di altri imprenditori che negli ultimi tempi, negli ultimi anni si sono trovati in difficoltà. Molti hanno anche chiuso l'azienda. Insomma, c'è materiale per il secondo volume? Io credo che questa vicenda che nasce a Licata, questa di appalti e mazzette, un volume non sarà sufficiente per raccontare tutte le cose. Ci saranno sviluppi secondo te? Sicuramente sì, e anche in tempi brevi, anche perché l'indagine è in una fase avanzata, almeno per alcuni aspetti. Immagino di interventi con provvedimenti cautelati da parte della magistratura. Avremo una serie di appuntamenti. Questa sera abbiamo parlato del libro Mafiare di Franco Castaldo, che è un collega molto conosciuto. L'Assostampa di Agrigento ha inaugurato così questi appuntamenti con scrittori, giornalisti e il territorio. Vogliamo raccontare e incontrare i cittadini, lo abbiamo fatto con un bellissimo libro, quello di Franco, questa sera, continueremo a farlo. Per esempio il prossimo appuntamento è con Lorenzo Rosso, ci saranno molti altri appuntamenti molto interessanti. Crediamo che i giornalisti sono sempre vicino ai cittadini e in queste occasioni li vediamo invece proprio accanto a noi.
I carabinieri del centro anticrimine Natura di Agrigento hanno seguito un monitoraggio dei depuratori presenti nella provincia di Agrigento. Su 53 impianti, solo 17 sono risultati efficienti. L'approfondimento. I carabinieri del centro anticrimine Natura di Agrigento, d'intesa con il comando provinciale, hanno condotto uno studio sul funzionamento degli impianti di depurazione delle acque e reflue dell'intera provincia di Agrigento alla luce delle competenze in materie ambientali conferite all'Arma dei Carabinieri. Il sistema idrico integrato nella provincia di Agrigento, attualmente gestito dall'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, società a capitale interamente pubblico, alla quale dei 43 comuni della provincia hanno aderito in tempi diversi solo 33 comuni. Con riferimento alle reti fognarie e ai sistemi di depurazione afferenti al sistema idrico integrato, nel documento dei Carabinieri viene esaminato lo stato degli impianti e vengono evidenziate le criticità a oggi rilevate nel funzionamento e nel corretto collettamento dei rifiuti fognari ai depuratori, indicando gli interventi già eseguiti e quelli necessari. Per quanto riguarda il funzionamento dei complessivi 53 impianti presenti, solo 17 risultano efficienti, 25 fanno registrare criticità di diversi livelli e 11 sono totalmente inefficienti o abbandonati, mentre 7 aree urbane sono completamente sprovviste di sistemi di depurazione. La rete degli impianti di depurazione della provincia di Agrigento evidenzia quindi un quadro complessivo caratterizzato da diverse criticità e dall'elevato stato di vetustà che interessa la gran parte delle reti e degli impianti. Lo studio effettuato dai Carabinieri è finalizzato a consentire gli approfondimenti necessari all'Ufficio Territoriale del Governo nell'ambito dei compiti di coordinamento con gli enti territoriali al fine di intervenire su un settore di assoluta rilevanza per l'impatto sulla salute dei cittadini, sull'ambiente in aree di pregio paesaggistico, storico e naturalistico che vedono nel turismo una preziosa risorsa per il nostro territorio. Denuncia di Mariamico circa lo sversamento in una condotta fognaria di Agrigento, il sindaco induca l'AICA a completare i lavori a San Leone alle dune. C'è il servizio. Da diverse settimane c'è un grosso problema nella fognatura delle dune di San Leone. Lo afferma in una nota diramata alla stampa l'associazione ambientalista Mare Amico. Dopo la nostra segnalazione, afferma che documentava un grosso sversamento fognario nel vallone Canne, sono iniziati i lavori di riparazione sulla condotta fognaria. Tutto questo accadeva a fine aprile, ma la cosa assurda è che, ancora oggi, si legge, i lavori non sono stati completati e che il cantiere risulta misteriosamente abbandonato. Chi ha la responsabilità dei lavori, tuona Mare Amico, ha creato un problema di sicurezza stradale, lasciando un pericoloso cratere pieno di fogna in strada. Per completare l'opera, aggiungono gli ambientalisti, è rimasto pure il fiume maleodorante in spiaggia, dove non è neanche iniziata la bonifica delle sabbie, determinando ovviamente il perdurare del divieto di balneazione nel mare delle dune. Il sindaco di Agrigento, che è la massima autorità sanitaria e di sicurezza in città, sottolinea Mare Amico, deve costringere l'azienda idrica a completare i lavori ed in caso di manifesta inadempienza si deve sostituire ad essa, facendo i lavori e ripristinare l'ambiente, addebitando i costi sostenuti ad AICA. La città di Agrigento, conclude, non può restare più in queste condizioni e mostrare questa triste immagine ai cittadini e ai turisti. Controllo del territorio a Licata da parte della Polizia di Stato, verificati oltre 200 persone e 102 veicoli. Continua l'intensificazione dei controlli della Polizia di Stato in provincia di Agrigento. Ieri pomeriggio, come concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i controlli si sono svolti nel territorio di Licata. Numerose pattuglie della Questura di Agrigento e del Commissariato di Licata, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e con l'ausilio dei militari della Guardia di Finanza, hanno proceduto a numerosi controlli nel territorio cittadino. Sono stati controllati 211 soggetti e 102 veicoli. Sono stati elevati 15 verbali ai sensi del codice della strada, con 35 punti decurtati, un fermo amministrativo di veicolo, un sequestro amministrativo di veicolo, 3 patenti ritirate,
un provvedimento di sospensione della patente, una carta di circolazione e 2 targhe ritirate. Nell'intensificazione dei controlli si è proceduto ad un arresto e a una denuncia per reati inerenti agli stupefacenti. Si è altresì proceduto a controlli amministrativi presso gli esercizi di money transfer e presso gli esercizi commerciali. Sono state comminate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro e sono stati sequestrati 7 apparecchi slot non autorizzati. Ai controlli hanno partecipato anche diverse pattuglie della sezione polizia stradale di Agrigento. E vediamo altre brevi di cronaca relative appunto a dei controlli della polizia e dei carabinieri in altri centri della provincia di Agrigento. Durante il controllo straordinario del territorio realizzato a Licata dalla Polizia di Stato è stato trovato in possesso di poco meno di 25 grammi tra hashish e marijuana, di un bilancino di precisione e di un coltello ancora con residui di droga. Un licatese di 32 anni è stato per questo denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Hashish e marijuana, poste sotto sequestro, sono state rinvenute nel corso di una perquisizione domiciliare in casa del giovane. A Canicattì un incendio, di origine incerta, ha devastato una BMW 530 e danneggiato una Nissan Giù e il prospetto di una vicina palazzina alla periferia della città dell'Uva Italia, dove ieri notte sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento e i carabinieri della compagnia cittadina. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, dalla natura dolosa al fatto accidentale. I militari dell'Arma, dopo aver notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato l'attività investigativa. Aperto un fascicolo. Nuovo appuntamento del Master di Scrittura promosso dalla Strada degli Scrittori nell'anno di Agrigento, capitale della cultura, dedicato alle parole del viaggio. Questa volta a intrattenere i partecipanti sono stati lo scrittore Gaetano Basile, il docente universitario Maurizio Carta e Francesca Planeta dell'azienda Planeta Vini, e si concluderà stasera la festa del viaggio, appuntamento alle ore 21 nel chiostro della provincia. Sul palco Felice Cavallaro, Gaetano Aronica, Pietro Fattori, Antonina Nocera, Fulvia Toscano, Marinella Fiume, Valeria Livigni, in collegamento Aldo Cazzullo. Nuovo appuntamento del Master di Scrittura promosso dalla Strada degli Scrittori nell'anno di Agrigento, capitale della cultura, dedicato alle parole del viaggio. Questa volta a intrattenere i partecipanti sono stati lo scrittore palermitano Gaetano Basile, il docente universitario urbanista Maurizio Carta e Francesca Planeta dell'azienda Planeta Vini. Ma vedete, Agrigento è una città strana, provocatrice. Parlare di letteratura alla Strada degli Scrittori, parlare di novelle in casa di Pirandello, in casa di Camilleri, cioè è uno sprone incredibile. E poi quando si parla di queste cose c'è sempre la parte personale, cioè le emozioni che si sono provate, le persone che si sono incontrate, gli agrigentini che sono già personaggi di suo. Cioè non è che c'è bisogno di trovare l'attore, no, sono attori che recitano per le strade il loro ruolo di agrigentini, anzi di giurgentane. Ma diciamo che quest'ultimo mio libro è un po' un guardarmi indietro, perché il mio editore mi aveva chiesto per la verità un romanzo. Ora io non so scrivere romanzi, perché per scrivere romanzi bisogna inventarli, inventare personaggi, trame, cose, io non lo so fare. Io vivo coi piedi per terra. Per cui ho raccontato episodi della mia vita. E, girandomi indietro ho scoperto che ho avuto una vita lunghissima, enorme, piena di personaggi, di cose strane, di viaggi, di gente incontrata, la guerra. Mi sono piovute le bombe addosso, io sono vivo per miracolo. E quindi volevo raccontarvi un pezzo della mia vita per dividerla con voi, tutto lì. Per me è stata una conversazione di grandissima intensità. Ho condiviso con i partecipanti del Master non soltanto quelle vibrazioni narrative che le città mi hanno donato in questi anni, ma abbiamo condiviso insieme qual è l'orizzonte di chi si occupa attraverso la scrittura di capire il presente e in qualche modo anche ripensare il futuro.
Per cui questa lezione è stata una lezione che, a partire da un libro che è una sperimentazione, un romanzo urbanistico, quindi parlare di città e di urbanistica in un modo però ampio, con un linguaggio che non sia soltanto il linguaggio tecnico, ma sia il linguaggio emozionale, ci ha consentito di ragionare anche sulle città che abitiamo, pur senza nominarle. E il libro ha questa intenzione, racconta 42 città che ho conosciuto, che ho studiato, che ho abitato, per poter da ognuna di esse estrarre una lezione. E quindi è stata una lezione fatta di lezioni. Allora, ma quando Felice Cavallaro mi ha interpellato per raccontare, dicendomi che il viaggio era il tema di quest'anno della strada degli scrittori, io ho detto, vabbè, il viaggio è il mio, cioè il nostro proprio, quello su cui noi abbiamo proprio raccontato sin dall'inizio il percorso di Planeta. Abbiamo creato il viaggio in Sicilia dei vini, quindi un percorso che va da Menfi, Noto, Vittoria, Etna e Capomilazzo. Abbiamo raccontato il viaggio di Sicilia degli artisti, quindi tutto il mecenatismo che è stato fatto portando anche artisti intorno ai nostri luoghi, proprio per raccontare attraverso le opere una Sicilia diversa. Il viaggio inteso anche come il viaggio verso Memphishire, cioè verso il luogo, questo Menfi, proprio siamo qua nella provincia di Agrigento, a pochi chilometri da qua, che oggi è diventato una meta di un luogo di pace, di benessere, di una Sicilia ancora di una volta con una propria identità, e dove oggi ovviamente oltre alle nostre cantine c'è anche il luogo di accoglienza di Planeta, con la foresteria e con il con un beach club, con il country house, quindi è diventato anche un resort diffuso del mondo di Planeta, dove oggi il viaggiatore può conoscere la realtà di Planeta non solo attraverso i vini, ma attraverso la sua bellezza dei luoghi e soprattutto attraverso anche il cibo, perché oggi il viaggio è anche stare a tavola, il viaggio è un racconto. Oggi lo stare a tavola è un viaggio, è un racconto, si racconta un aneddoto su come si fa, come la famiglia magari ha creato quel piatto, ma è come si abbina a quell'altro vino. Quindi questo è stato un po' il modo oggi in cui ho voluto raccontare a questi ragazzi proprio quello che oggi Planeta è diventato, che è il modo di raccontare della Sicilia diversa, che ogni luogo è diverso dall'altro, è un continente vitivinicolo, è un continente di storia e di cultura. Oggi l'ho raccontato, mio padre era uno che mi ha trasmesso e ci ha trasmesso soprattutto quello sul credere nei giovani. Lui si attorniava dei giovani in tutte le attività che ha sempre fatto e non solo ovviamente quelle familiari, perché credeva moltissimo nella forza, nelle idee e nella capacità. Quando è morto mio padre, la prima cosa che abbiamo fatto è creare una borsa di studio per i dipendenti della nostra famiglia. Oggi, tramite voi, ci avete dato da qualche anno l'opportunità di estendere questi nostri piccoli investimenti, queste borse di studio, con la strada degli scrittori, perché realmente crediamo che che la cultura e la formazione sono l'inizio e il modo soprattutto per far cambiare le cose e per dare il massimo di quello che noi facciamo. Giacomo Matteotti, martire socialista, è stato ricordato ad Agrigento in occasione del suo 140° anniversario della sua nascita e servizio. Nel 140° anniversario della nascita del martire socialista Giacomo Matteotti, un ricordo è stato posto sulla lapide bianca nell'anonima via Matteotti di Agrigento, deposti tanti garofani rossi. I poeti Giuseppina Mila e Vincenzo Galvano hanno dedicato delle bellissime liriche, mentre l'avvocato Enrico Quattrocchi ha tracciato il percorso umano e politico del martire socialista. Secondo l'oratore, il nome e l'opera di Giacomo Matteotti sono indissolubilmente legati alla più alta e nobile difesa delle istituzioni rappresentanti e che l'Aula di Montecitorio abbia avuto nella sua storia.
Matteotti fu studioso di diritto penale, di pubblica finanza, fu un uomo di partito combattivo e coraggioso, deputato per ben 3 legislature, la terza delle quali fu breve perché venne ucciso dopo aver accusato di imbrogli e violenza nei seggi elettorali il partito fascista. Il compito della giornata di ieri è quello di ricordare la nascita di un deputato esemplare, come affermò in un discorso alla Camera l'onorevole Giuliano Vassalli, per diligenza, competenza, impegno, combattività, fede indomita nella libertà, nella giustizia, ovvero un uomo che ha onorato di fronte al mondo l'Italia democratica. Il ricordo di Giacomo Matteotti: continuò a viaggiare la tua vita. Continuò a viaggiare la tua vita quando credettero di averla fatta scendere all'ultima stazione. Continuò a viaggiare la tua vita attraverso i pensieri, i sentimenti, i gesti del popolo che ti amò per sempre e lottò contro i devastanti abusi di chi ridusse al nulla la libertà e tutto. Il popolo si fece travolgere da te che fosti tempesta di onestà, di giustizia, di dignità, e l'orizzonte della tua energia brillò laddove germogliarono le tue parole: uccidete pure me, ma l'idea che in me non l'ucciderete mai. L'eco continua a palpitare dentro ognuno di noi e ci narra di te, Telamone, pronto a sorreggere la vita quotidiana con forza, coraggio, dedizione, senza far piegare la schiena agli ideali. Di te, Telamone, che non puoi, l'uomo pavido, ozioso, assente a se stesso, ma presente, sicuro, ardimentoso. Di te, Telamone, solido come roccia, ma col cuore di luce. Brava. Ora c'è l'altro nostro amico poeta che leggerà una sua composizione su Matteotti. Sarà preparato? Sì. Allora, sono onorato di essere in questa sede a ricordare la bella persona di Giacomo Matteotti. Uomo di animo nobile, di fine intelligenza, uomo politico, giornalista, ma antifascista. Il 30 maggio 1924 prese parola alla Camera dei Deputati per denunciare l'elezione del 6 aprile, vinte dal regime fascista illegalmente, usando costrizioni forse e abusi. Chiedeva quindi l'annullamento delle elezioni. Il 10 giugno 1924 veniva preso con forza sotto casa, messo in macchina e brutalmente assassinato. Noi oggi, nel 25 maggio del 2025, nella ricorrenza del 140° anniversario della sua nascita, ricordiamo per non dimenticare. E come ti potevi sottrarre nel fare il famoso discorso accusatorio contro il regime fascista? Tu forte dei valori di libertà, di democrazia, tu forte del senso di giustizia e legalità, tu dell'animo limpido e civile, tu sensibile ai problemi degli ultimi, tu pacifista, contro l'arroganza e la violenza, tu, cuore impavido, cosolo, contro tutti, metteste a rischio la vita tua per difendere la legalità. L'abnegazione, la tua cultura di libertà erano forti in te. Tu hai la frase: io il discorso l'ho fatto, ora voi preparate l'elogio per il mio funerale. E ancora, uccidete pure me, ma le idee che sono in me non le ucciderete mai. Bravo. Con il tuo assassinio per sempre a tacere. Pensavano di mettere la bocca tua, ma un martire invece ha un fatto di te. Caro Giacomo, i tuoi ideali sempre vivi sono in noi e, come un forte vento, soffiano sul mare immenso della libertà. Bravo. Linea alla regia per la pubblicità. Mezzi gratuiti per le forze dell'ordine e i militari per motivi di servizio. Il decreto è stato firmato dall'assessore regionale Aricò. Le forze dell'ordine e i militari potranno continuare a viaggiare gratuitamente, per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, sia urbani che extraurbani. L'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha firmato un decreto che estende il beneficio fino al prossimo 30 settembre,
senza soluzione di continuità, con uno stanziamento di 1.800.000 euro. Con questo provvedimento garantiamo un servizio essenziale per chi ogni giorno opera per la sicurezza e l'ordine pubblico nel nostro territorio, dice Aricò. La proroga senza soluzione di continuità assicura che non vi siano interruzioni nell'erogazione di questo importante beneficio. Nel frattempo stiamo lavorando per reperire le risorse necessarie per assicurare la copertura fino alla fine dell'anno. Per il governo Schifani è un concreto segnale di gratitudine verso chi quotidianamente si impegna per la tutela della collettività siciliana. Il provvedimento riguarda tutto il personale appartenente a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, Polizia Locale, Municipale o Provinciale, Capitanerie di Porto Guardia Costiera, Forze Armate, Esercito, Aeronautica Militare, Marina. Il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e quello di prefettura incaricato con specifico provvedimento allo svolgimento di attività di polizia e o di ordine pubblico. La gratuità è riservata esclusivamente per ragioni di servizio e per gli spostamenti da e verso i comuni dove il personale presta attività lavorativa. Il decreto garantisce la prosecuzione di una misura avviata durante l'emergenza Covid-19 e successivamente rinnovata. E dalla regione siciliana arrivano fondi ai comuni di Aragona, Comitini e Palma di Montechiaro. Sono 25, tra cui Palma di Montechiaro, Comitini e Aragona nell'Agrigentino, i comuni siciliani ammessi ai contributi erogati dalla regione siciliana per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici. È stato firmato il decreto con la graduatoria provvisoria delle istanze relative all'assegnazione per il 2025 dei fondi stanziati in attuazione dell'articolo 70 della legge regionale numero 9 del 15 aprile 2021. Con questi contributi, dice l'assessore regionale al territorio e ambiente Giusi Savarino, diamo un significativo impulso alla costruzione dell'impianto pianificatorio avviato con la legge regionale 19/2020. Stiamo lavorando, conclude, con celerità alla stesura della prima versione del piano territoriale regionale che costituisce il quadro di riferimento per gli atti di governo del territorio degli enti locali, dei gestori di aree naturali protette nonché di ogni altra struttura dotata di competenze che abbia incidenza sul territorio. Ricarica il motorino elettrico mentre era in attesa del pronto soccorso a Messina. I colleghi di Messina. Il proprietario di un motorino elettrico ha deciso di parcheggiare il mezzo e di metterlo sotto carica, all'interno della sala d'attesa del pronto soccorso. La vicenda è avvenuta al Policlinico Universitario di Messina. A pubblicare sui social le foto del motorino è stata l'azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino. Denunciando l'accaduto, chiesta l'identificazione del proprietario, presenteremo esposto. Le fotografie del motorino posteggiato vicino alle sedie della sala d'attesa con il dispositivo per la ricarica, attaccato a una delle prese che si trovano all'interno. Nelle immagini si vede il mezzo proprio davanti alle porte aperte dell'ingresso e a quella dei servizi igienici. Sono state condivise dalla pagina Facebook dell'azienda ospedaliera universitaria Gaetano Martino che ha tentato di mostrare tutto il suo disappunto aggiungendo un emoticon irritata. Nel post si legge: un motorino elettrico è stato parcheggiato in prima mattina, sotto carica, all'interno della sala d'attesa del nostro pronto soccorso. E la Conferenza Episcopale Siciliana contro il suicidio assistito, il servizio. La Conferenza Episcopale Siciliana esprime preoccupazione sulla proposta di legge che prevede il suicidio medicalmente assistito. I vescovi ribadiscono che la Chiesa ha sempre difeso la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale, con una particolare attenzione alle fasi fragili dell'esistenza, ed è contraria ad ogni forma di accanimento terapeutico e all'eutanasia che è sempre un atto contro la vita umana. Auspica che, a livello regionale e nazionale, si giunga ad interventi che tutelino la vita e, condividendo quanto dichiarato dalla Conferenza Episcopale Italiana, ribadiscono che la legge sulle cure palliative non ha trovato ancora completa attuazione. Queste devono essere garantite a tutti, in modo efficace ed uniforme in ogni regione, perché rappresentano un modo concreto per alleviare la sofferenza e per assicurare dignità fino alla fine, oltre che un'espressione alta di amore per il prossimo. Per questi motivi, i vescovi riconoscono necessaria anche la promozione di strutture idonee e la istituzione di percorsi formativi per operatori sanitari ben preparati ad accompagnare gli ammalati e le famiglie che usufruiscono delle cure palliative, le quali, anche se non possono guarire,
sono in grado però di lenire le sofferenze causate da malattie. Invitano perciò anche le strutture sanitarie, che appartengono al mondo ecclesiastico, ad individuare le scelte opportune per incentivare i centri ospice nell'isola, offrendo maggiore opportunità a chi è nella sofferenza di usufruire delle cure palliative. Tornano in servizio dopo un fermo di 3 anni le navi Elga, Ulisse e British. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Tornano in servizio le navi Elga, Ulisse e Bridge di Caronte e Tourist. Le imbarcazioni erano state sequestrate 3 anni fa. Il Tribunale di Messina, dopo il riesame, ha adesso riconosciuto l'idoneità al trasporto di persone a mobilità ridotta. Abbiamo sempre riposto piena fiducia nella magistratura che oggi riconosce il nostro impegno mirato a erogare un livello di servizio sicuro e accessibile per tutti i passeggeri, comprese le persone con mobilità ridotta. Siamo felici di poter restituire alle comunità delle isole minori un servizio all'altezza delle aspettative. L'amministratore delegato Vincenzo Franza commenta così il dissequestro delle navi notificato dalla Guardia di Finanza di Palermo alla società di navigazione. Già lo scorso 7 maggio, la Corte di Cassazione aveva censurato il precedente provvedimento, anche perché non si era ottenuto conto delle migliorie apportate sui traghetti. Il Tribunale di Messina, dopo il riesame, ha adesso riconosciuto l'idoneità delle unità navali al trasporto di persone a mobilità ridotta, disponendo la revoca del sequestro e la restituzione delle imbarcazioni a Caronte e Tourist per le isole minori. Si svolgerà domani presso l'Associazione Teatranima in via Oblati, presso l'Istituto Ex Salesiani, la rassegna teatrale dedicata a Mariuccia Linder. Per l'occasione sarà in scena uno spettacolo all'uscita di Luigi Pirandello. Lo spettacolo parla delle donne pirandelliane ed è realizzato dall'Associazione Culturale Concordia di Agrigento con la regia di Pippo Alvaro, la direzione artistica di Angelo Cinque e assistente alla regia Salvatore Cinque. Lo spettacolo alle ore 18. Vediamo ora le ultime notizie relative al mercato calcistico. Sentiamo il collega Carmelo Lentini che ci parla dell'avvocato Giovanni Castronovo che va alla Nissa, di 2 società campane che si uniscono e del tecnico dello Sciacca Galfano che lascia la squadra. Società delle diverse categorie sono già in movimento per preparare la prossima stagione e riguardano innesti societari ma anche operazioni di trasferimenti titoli. La Nissa per esempio ha ufficializzato proprio giovedì scorso 29 maggio alle 18 nella sala stampa dello stadio Marco Tomasielli di Caltanissetta il nuovo direttore generale. Si tratta dell'avvocato Giovanni Castronovo. All'evento erano presenti i rappresentanti della stampa. L'avvocato Giovanni Castronovo è molto conosciuto negli ambienti calcistici isolani per aver ricoperto per circa 3 lustri incarichi di rilievo come presidente dell'Acregas e direttore generale sia della Parmonval e ultimamente del Castellammare, raggiungendo gli obiettivi stagionali imposti dai club di appartenenza. Ma c'è anche un fatto molto significativo: il Nola acquisisce il titolo della Puteolana e così va a giocare la prossima stagione in Serie D. La compagine nolana militava nel torneo di eccellenza. La fumata bianca è arrivata anche grazie all'accordo con la famiglia di Costanzo, che è proprietario della Puteolana. Adesso si cambierà denominazione societaria e l'obiettivo sarà quello di arrivare nei professionisti entro i prossimi 4 anni, almeno così ha dichiarato il presidente Lancella, che è il presidente della squadra del Nola. Ricordiamo che la Puteolana è la squadra di Pozzuoli, ma tra Nola e Pozzuoli, che non sono confinanti, la distanza supera abbondantemente i 46 chilometri. Ed ora un altro caso di calciomercato, si risveglia il calciomercato partendo proprio dagli allenatori.
Si dividono le strade tra l'Unitas Sciacca e il mister Angelo Galfano dopo 1 anno e mezzo di grandi soddisfazioni che hanno portato il club sacense ad aggiudicarsi la Coppa Italia di Sicilia e così partecipare alla fase nazionale sino alla sfida con il Barletta. Tra qualche settimana si conoscerà la nuova destinazione per il tecnico Angelo Galfano che, secondo alcuni rumors, è corteggiato da alcuni club anche di categoria superiore. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.